Onorevole Pisano, presente a questa conferenza stampa che parla dei teatri e del suo impegno alla Camera per la realizzazione di questo progetto. Oggi sono molto felice di partecipare a questa conferenza stampa e qui mi ha invitato Francesco Bellomo perché ha dato seguito a un emendamento che qualche mese fa ho fatto io, che riguarda naturalmente il riconoscimento dei teatri e monumenti nazionali. Nella mia idea di naturalmente dell'inserimento dei teatri per farlo diventare monumenti nazionali, in cui sono ben 7 della nostra provincia, lui ha dato seguito a una mia idea, che è quella della circuitazione, quello di un marchio culturale che nasce nella nostra provincia per portare avanti iniziative culturali, ma soprattutto creare lavoro e sviluppo in quell'ambito. Quindi i 7 monumenti nazionali li voglio ricordare: Sambuca, Menfi, Licata, Agrigento, Racalbuto, Santa Margherita Bellice e Canicattì. Naturalmente da là si inizia un percorso di Festival Pirandelliano, chiamato Festival Pirandelliano, ma quello va veramente la circuitazione che verrà fatta all'interno di questi teatri e soprattutto la messa in rete all'interno delle amministrazioni comunali e naturalmente dei teatri. Questo cosa ci permetterà? Ci permetterà di dare un prodotto culturale di eccellenza e soprattutto di esportarlo al di fuori della nostra provincia. Quindi diciamo sono ben lieto e ben contento di aver partecipato a questa conferenza stampa. Onorevole, giorni fa è uscita la notizia che la Camera ha preso in considerazione un suo impegno per il futuro aeroporto, ce ne parli? Sì, sull'aeroporto, come ormai ne parliamo più di un anno, a piccoli passi stiamo arrivando all'obiettivo finale e quindi diciamo che già abbiamo presentato il progetto, la provincia già ha presentato il progetto non naturalmente esecutivo ma uno schema di progetto, si stanno naturalmente facendo tutti i passaggi ministeriali che è giusto fare e spero entro dicembre di avere delle buone notizie per la nostra comunità agrigentina. 2 anni di impegno alla Camera, come li possiamo sintetizzare? Meravigliosi.